Presidente, Assessore, nel momento in cui il nostro gruppo ha presentato quella proposta di utilizzo compiuto dell'avanzo di amministrazione, suddividendolo nei tre grandi settori, uno di questi è il welfare. Il welfare non è solo sanità, il welfare vuol dire attenzione alla comunità e condivisione con la comunità, e la comunità più ampia ovviamente è la comunità anche delle istituzioni regionali, una in particolare il sistema dei comuni, perché a questo punto del sistema dei comuni dobbiamo parlare. Lei sa come più volte abbiamo evidenziato come da parte dell'amministrazione regionale ci sia stata in questa fase una sostanziale assenza di interventi di sostegno a queste esigenze fondamentali, che non sono tanto quelle del funzionamento specifico della struttura, cosa che forse in qualche modo pervade anche questo assestamento di bilancio, ma questo accompagnamento, vorrei dire anche questa vicinanza a che le amministrazioni locali possano svolgere anche quel ruolo di presenza e di consistenza nella comunità. Avevamo chiesto di sostenere ad esempio con specifici interventi i centri estivi, di intervenire, l'abbiamo chiesto all'assessorato con interventi sulla politica cultura e sport, devo dire e devo riconoscere in parte ascoltati e ricompresi dall'assessore verso il mondo delle realtà associative minori, siano esse sportive, siano esse di attività culturale. Con gli emendamenti 9.2 e 9.3 richiamiamo due interventi, uno quello che riguarda un sostegno ai comuni in termini generali e non solo come è successo, come è stato definito nella precedente norma per le attività della pubblica, della polizia locale, sanificazione degli ambienti, perché questo è un problema che riguarda la sanificazione sociali, di quelle luoghi di riunione, luoghi di frequenza che esistono e che oggi sono di fatto chiusi. Io le porto il mio esempio: nel mio comune, sarà una banalità, ma vede, anche questa fa parte della comunità, il luogo dove generalmente le signore anziane si trovavano la domenica a giocare, a ritrovarsi magari per giocare a carte o per scambiare un momento di socialità, è chiuso, perché ovviamente questo deve essere sanificato costantemente, è ovvio, dopo ogni presenza deve essere sanificato. Risultato, vanno a casa di una delle signore, può chiedersi, ma non è fantasia, è la realtà dei fatti, vanno a casa di una delle signore che le ospita e quindi passano il pomeriggio. Sembrano banalità, ma in questo momento anche la dimensione proprio della comunità deve avere un senso e deve essere ricompresa la nostra responsabilità. L'emendamento 9.3 posso anche ritirarlo, perché qui parlavamo della sanificazione, contributo ai comuni per sostenere la sanificazione degli impianti sportivi. Devo dire che l'assessore Gibelli ha con un emendamento ricompreso questa fattispecie, specificando nella interlocuzione che si riferisce agli impianti sia scolastici che extrascolastici, quelli di proprietà dei comuni. Quindi il 9.3 lo ritiro, in quanto ovviamente già ricompreso in quella fattispecie. Però questo non mi toglie dal fatto di dover ricordare a lei come l'atteggiamento, secondo me, dell'amministrazione regionale, che si legge in questo avanzo, questa gestione dell'avanzo, della serie teniamo tutto fermo, tutto in garanzia, sta condizionando anche a livello locale il procedere dell'approvazione degli avanzi di amministrazione nei sistemi degli enti locali, cioè tendenzialmente passa anche in quella dimensione, sta passando la logica del manteniamo in attesa. Manteniamo in attesa perché ovviamente questo diventa un luogo comune, ecco, e il rischio è che il mantenersi in attesa di fatto segni o possa segnare una difficoltà
nel far sì che invece in questo momento qua ci sia questa iniezione di denaro, di intervento pubblico e di sostegno pubblico nelle comunità, nelle dimensioni delle comunità. Ad oggi nei bilanci dei comuni possiamo dire sono entrati solamente o in larghissima parte solamente i contributi dello Stato, quelli sui centri civici, quello sulle questioni alimentari, quello sulla sanificazione, quello sul minor gettito fiscale, l'acconto. La stessa assessore Zilli si è quasi lamentata dicendo ma lo Stato ha dato addirittura prima i soldi ai comuni che non alle regioni, l'ha detto nel suo intervento, in uno dei suoi interventi, confermando di fatti questa tesi. Ma c'è un altro aspetto che mi preme segnalare in questo momento e in questi giorni, è che è l'atteggiamento relativamente all'impugnativa che il Governo ha fatto sulla legge approvata che interveniva in materia di riduzione appunto di alcune fattispecie di tassazione locale, Tari e TOSAP in particolare, la norma sui segretari comunali. Poi vorrei chiederle se un emendamento qui riportato riguardo appunto i trasferimenti dei beni tra UTI e nuovi comuni di fatto va in qualche modo ad affrontare il tema della prima impugnativa del Governo. Certamente l'impugnativa che si basa su una serie di considerazioni che si rifanno alle norme di contabilità generale, cioè sto illustrando gli emendamenti, appena finito vedrà che smetto. L'impugnativa relativamente appunto alla questione della gestione del sistema di tasse locali, richiamando appunto principi generali di finanza pubblica, l'utilizzo delle somme che rende obbligatorio il conseguente utilizzo da parte dei comuni delle somme che la Regione versa. L'avevamo già anche sollecitato l'attenzione su questo, dicendo che se un contributo la Regione deve dare, rimanga un contributo senza vincolare operazioni di bilancio ai comuni. La possibilità di gestire l'avanzo di amministrazione in alcune fattispecie e, ancor di più, il dato di una possibile riduzione delle aliquote delle tariffe fuori dai termini previsti. I tempi li ha sforati abbondantemente. Sì, certo. Sto finendo di illustrare. Sto facendo anche l'intervento oltre all'illustrazione degli emendamenti, perché così prevede il regolamento. Quindi sto facendo questo e quello assieme per non parlare dopo. E quindi ho illustrato e poi termino rapidamente. Quindi il regolamento, non per interrompere, ma comunque il regolamento prevede alcuni minuti, la lascio completare l'intervento. Se avessi avuto 25 emendamenti stavo qua 5. Sto facendo questo più quello, quindi ho l'emendamento e poi mi consideri il tempo dell'intervento, insomma, no? Evidentemente. E quindi avrei già finito se mi lasciava andare. Quindi il dato di fondo è in questo momento, stante anche il fatto che l'impugnativa ovviamente cita tutta una serie di sentenze, sia del Consiglio di Stato che della Corte Costituzionale e quant'altro, e avendo inteso che l'amministrazione regionale intende ricorrere alla Corte e non cercare di gestire questa questione in termini negoziali, questo è ovviamente una libertà. Le chiedo come si pensa però di mettere in sicurezza ovviamente gli atti che verranno adottati nei singoli comuni, perché al di là delle previsioni della Regione è evidente che qualora la Corte Costituzionale dovesse ovviamente dar ragione al ricorrente, cioè allo Stato, c'è il rischio, o comunque si può palesare il rischio, che gli atti che i comuni hanno adottati siano atti che non hanno il supporto o non hanno rispetto appunto alle norme generali di finanza pubblica. Ecco, io credo che chiarimento su questo dovrebbe essere dato e forse l'aspetto di un confronto con il governo, se è in corso, andrebbe esplicitato.